Eccoci qua, allora abbiamo i nostri ospiti, ormai li conoscete benissimo, sapete il ruolo che hanno, ma ve li ripresento. Da un lato la Giovanna Capuzzo, che è presidente regionale di Federconsumatori del Veneto, grazie di essere venuta qui con noi. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Dall'altra abbiamo invece il nostro Sergio Taurino, che è presidente dell'ADOC, Associazione dei Consumatori Veneto. Ben ritornato anche a lei. Grazie Elena, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, questa volta vogliamo puntare un po' su un aspetto, lo spiegheremo bene, la fine di un progetto importante relativo al Mise 8 che si è appena concluso, prospettive per il Mise 9 e spieghiamo questa terminologia cosa sta a significare per i nostri cittadini, ma anche il ritrovare, come si diceva fuori, Covid permettendo, l'importanza dei rapporti interpersonali, perché le associazioni hanno un ruolo importante e strategico, sì, per aiutare nei progetti, per aiutare le persone a districarsi nel complesso mondo del web quando ci si trova invischiati, truffati e magari come parti deboli, ma anche a ripristinare un rapporto interpersonale autentico, a comprendere bene le cose, perché in realtà siamo fatti di carne e ossa. Questo è un dato di fatto. E tutto quello che avviene per via mediatica è vero e non vero, compreso o non compreso, e altera l'essenza delle persone. Voi siete fatti di persone e ancor più puntate sempre su questo, perché l'avete sempre detto, i rapporti veri. E allora, due parole sul Mise 8 che si è concluso, prospettive per il Mise 9 invece Sergio Taurino, cosa possiamo dire? Allora, innanzitutto il Mise sta a significare solamente il Ministero dello Sviluppo Economico, che è il Ministero che di fatto finanzia queste progettualità che vengono destinate alle regioni e poi realizzate attraverso le associazioni dei consumatori, che fanno parte ovviamente e sono iscritte nel registro regionale delle associazioni dei consumatori, in questo caso della Regione del Veneto. Per quanto riguarda ovviamente il biennio che è appena passato, noi abbiamo unitamente ovviamente con ADOC e anche Lega Consumatori e Adiconsum realizzato insomma dei progetti che vertevano fondamentalmente nella parte principale insomma per quanto riguarda la situazione derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, quindi tutto quello che noi come associazione abbiamo potuto fare a sostegno della cittadinanza per poter ovviamente non solo fornire delle informazioni e delle conoscenze per risolvere delle problematiche, ma anche proprio per dare un aiuto pratico per svolgere anche alcune attività che poi ovviamente abbiamo visto in quest'ultimo periodo si sono evolute in maniera insomma abbastanza veloce per quanto riguarda anche insomma la digitalizzazione e appunto i mezzi di fruizione dei servizi una volta offerti insomma dalla pubblica amministrazione, prima attraverso gli uffici, adesso ovviamente solamente in via virtuale e telematica. Dopodiché abbiamo effettuato un progetto che era quello relativo all'osservatorio prezzi, quindi proprio partendo dalle problematiche, dalle segnalazioni che erano nate già all'inizio della pandemia, quindi con quelle sorte di speculazioni che inizialmente c'erano state, prima per quanto riguardava i dispositivi di protezione, quindi mascherina, gel, guanti, che ricordiamo inizialmente erano obbligatorio avere per tutti, tantissimo, non si trovavano, erano difficili da reperire. Quindi voi avete avuto delle segnalazioni e vi siete mossi. E ci siamo mossi proprio per questo, ci siamo mossi proprio anche per fare appunto un osservatorio ed eventualmente segnalare quelle forme di speculazioni che venivano ovviamente evidenziate. Ci sono stati effettivamente dei casi in cui anche alcuni generi alimentari senza alcuna giustificazione avevano trovato ovviamente degli aumenti molto importanti che chiaramente andavano a impattare in maniera negativa sui portafogli delle famiglie. Dopodiché c'è stato un altro importante progetto sempre all'interno del Mise che era quello relativo all'educazione finanziaria. Noi stiamo continuando appunto questo filone di informazione alla cittadinanza per avere come dire, le informazioni di base per poter in qualche modo utilizzare in maniera consapevole i propri risparmi ed evitare di incappare in problematiche insomma importanti, soprattutto in questo particolare periodo in cui l'attenzione al proprio risparmio è molto molto importante. Assolutamente, questo va sempre ribadito perché è un aspetto fondamentale. Prospettive, perché dopo per fortuna, dico per fortuna perché se non avete il supporto anche del Ministero, della Regione o quant'altro difficilmente si riesce a campare, perché i cittadini consumatori pretendono di avere assistenza, consulenza legale, tutto gratuita, sì. Se poi c'è da fare richiedere una tessera, se poi c'è da dare un contributo allora storcono il naso e anche no, vero? Per invece per fortuna ci sono questi progetti. E il prossimo che cosa potrebbe prevedere? Beh, il prossimo sicuramente, come diceva prima Giovanna, bisognerà ricominciare a tornare sul territorio e al contatto con la gente, perché la gente ha bisogno del contatto, ma non solamente fisico, ha bisogno proprio di quella presenza, di sentire che c'è una presenza sul territorio, che c'è
che ci sono delle persone che si dedicano anche ai loro problemi. Il webinar, ragazzi, sì, noi in questi 2 anni abbiamo dovuto rincorrere chiaramente tecnologicamente anche dei gap che avevamo. Io penso alla mia associazione, poi so anche che Giovanna hanno dovuto fare salti mortali. E chiaramente le risorse sono quelle che sono, ma non parlo tanto di risorse economiche che potrebbero anche... Sarei ipocrita se dicessi che non ci sono proprio risorse economiche, e sono le risorse umane quelle che mancano, almeno per quanto mi riguarda. Cioè, formare degli sportellisti, formare delle persone, dei volontari. Guardate che voglio lanciare questo appello, cioè io nel progetto Mise 8, mi sono approcciato, ma già lo facevo da anni, al sistema universitario, proprio per coinvolgere quella fascia, diciamo, giovane, entusiasta, per poterla coinvolgere nel progetto, dandogli anche delle motivazioni, e ho avuto delle bellissime risposte. Poi dopo, magari quando faremo il convegno della Camera di Commercio, mostreremo dei risultati. I giovani hanno risposto: bisogna avere delle persone, dei giovani che siano motivati, che non pensino che sia solo il volontariato e basta, ma che sia anche un servizio che si rende alle persone, ma che si deve rendere con gioia e con entusiasmo, cioè che ci sia anche l'approccio psicologico. Molte volte da noi vengono, si siedono e dicono: ah, sono disperato, mi hanno truffato, non ho via di fuga, non hanno una via di fuga e sono disperati. Per cui bisogna avere anche l'approccio psicologico, l'approccio anche, anche di preparazione e culturale, dico io, perché ci vuole anche preparazione culturale. Puoi affrontare Prima sentivo che parlavamo anche del discorso degli abbandoni scolastici, eccetera. I giovani di oggi magari non sono tanto seguiti e motivati. Adesso bisognerà dare una svolta, andare noi verso il territorio. Per andare verso il territorio bisogna avere risorse chiaramente aggiuntive e bisogna avere anche capacità, di convincimento nei confronti di quelle persone che sono scettiche. Guardate che molte che vengono da noi sono scettiche, perché quando hanno trovato i muri di gomma poi fanno fatica a fidarsi o di una persona o di una struttura che le possa portare avanti nel discorso, diciamo, del coso. Mise 9, l'ultima cosa, e poi dopo Mise 9 secondo me deve farci ritornare al pre-Covid, con motivazioni diverse, un pochettino più cogenti, cioè vogliamo avere non più persone, basta più volontari, più sedi, più presenza sul territorio, ma vogliamo avere un contatto diretto con tutte quelle realtà che potrebbero essere, prima dicevamo che si andava prima dagli anziani che erano meno protetti, oppure siamo andati nelle scuole, io mi ricordo, anche Giovanna l'ha fatto, prima nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori, per poter dare anche dei messaggi forti ai ragazzi, per educarli, come si diceva una volta. Oggi bisogna incominciare a dare proprio presenza sul territorio, dicendo ci siamo e vogliamo anche noi essere attori di questo cambiamento, perché questi prossimi 5 anni devono essere la svolta, e se non lo sono, io ho una certa età, per carità, però io credo nei giovani, perché quando li incontro e sono motivati, sono delle risorse incredibili. Purtroppo molti non sono motivati, e qua mi fermo. E qua parliamo appunto delle risorse umane, che è un problema trasversale, sia al mondo del lavoro, non si trovano persone preparate o che hanno delle competenze specifiche, eccetera, non si trovano giovani disposti a mettersi. Immagino nel mondo del volontariato sostanzialmente diventa ancora peggio, perché è un problema questo, Poi quando si affida per un certo periodo di tempo alla DAD, didattica a distanza, tutto svolgersi appunto online, si perde quella appeal, quella voglia di esserci e di fare. Sì, allora diciamo che i problemi sono 2. In effetti, per quanto riguarda il mondo del volontariato, noi insomma stiamo registrando effettivamente una crisi. È difficile trovare effettivamente risorse umane con la stessa facilità con la quale le si potevano incontrare qualche anno fa. Prima di tutto perché l'età pensionabile si è spostata più in là, e quindi le risorse, diciamo, giovani che un tempo si trovavano adesso si fa fatica a trovarle. Dopodiché devo dire che il lavoro, per esempio, che svolgiamo noi all'interno delle associazioni
associazioni è un lavoro molto complesso, è un lavoro che richiede un costante e continuo aggiornamento, una continua formazione, ed effettivamente è sempre più richiesta una sorta di professionalità e di conoscenza che sicuramente molte persone hanno, molte persone delle quali noi fortunatamente sulle quali noi possiamo fare affidamento, ma perché hanno una formazione loro professionale, personale e scolastica alle spalle che le possono agevolare, ma è chiaro che comunque non è effettivamente più per tutti il lavoro delle associazioni dei consumatori. Adesso purtroppo anche per via insomma, della veloce evoluzione che sta avendo la nostra società bisogna essere comunque sempre al passo, ed è chiaro che risorse umane fa a passo con risorse economiche e noi difficilmente riusciamo effettivamente ad approcciare i giovani, anche perché non possiamo purtroppo garantire grosse prospettive e tantomeno insomma una solidità economica e delle condizioni che possano ai giovani effettivamente. Però l'esperienza aiuta comunque. Quello sì, quello sì. Ti porta a contatto con le persone, come si diceva, ti porta nella dimensione reale, persone di età diverse, di confronto, io ho sempre di crescita. pensato che effettivamente il lavoro all'interno dell'associazione è una scuola di formazione unica. Le esperienze che si riescono a fare all'interno di un'associazione di consumatori penso che difficilmente si riescano a fare in altre realtà. Personalmente si cresce molto, ma anche professionalmente. È chiaro che però, essendo noi di fatto delle realtà che difficilmente hanno delle forme di autofinanziamento, ma che devono ovviamente portare avanti la propria attività grazie a finanziamenti pubblici che sono finalizzati a realizzare determinati progetti, è chiaro che anche noi insomma, le prospettive ce le abbiamo purtroppo sempre a breve termine e non possiamo mai fare delle progettazioni a lungo termine. Infatti noi approfittiamo sempre insomma, del rincorrersi dei vari progetti proprio per riuscire a dare una sorta di continuità alle attività che facciamo, perché il più delle volte insomma, sono progetti e sono diciamo, anche percorsi che noi vogliamo iniziare e che vorremmo anche finire, ma che richiedono ovviamente un determinato lasso di tempo per poter effettivamente poi come dire, concretizzarsi e realizzarsi in maniera completa. Dopodiché per quanto riguarda anche diciamo, la prospettiva futura che abbiamo noi per il progetto Mise 9, è chiaro che pandemia permettendo per noi sarebbe fondamentale ritornare a riacquisire l'importanza dei rapporti interpersonali. Effettivamente noi di Federconsumatori, ma anche ADOC e anche altre associazioni che sono presenti sul territorio hanno sempre fatto proprio della presenza fisica un punto di forza. Quindi cittadini al centro, famiglie al centro. Assolutamente sì, la persona deve essere assolutamente al centro. Noi siamo sempre stati considerati non solo quei soggetti in grado di risolvere alcune problematiche, ma il più delle volte noi siamo anche dei centri di ascolto, delle persone, noi siamo tra l'altro persone fisiche, non siamo una persona dietro ad un telefono, bello dietro ad un discorso centri di ascolto. Sì, noi siamo delle persone che a volte diamo il supporto a qualcuno anche semplicemente dedicando il nostro tempo ad ascoltarlo e magari a spiegargli che la situazione in cui effettivamente questa persona si sente in difficoltà magari non è quella così difficoltosa come lui pensa, non siamo chiaramente psicologi o psichiatri, ma comunque siamo persone che in ogni caso dedicano anche il loro tempo all'ascolto e molte volte abbiamo visto che anche semplicemente trovare qualcuno che ci dedichi del tempo è qualcosa che può essere ritenuto molto utile. Trasversalmente questo, che riguarda sia persone giovani che meno giovani, questo diventa molto importante. Prego. Io non ho niente da aggiungere, Giovanna ha detto tutto. E proprio questa ultima affermazione ritorna a quella mia che dicevo che bisogna essere psicologi, bisogna essere preparati, È chiaro che noi non diamo prospettive. Se arriva un giovane e mi dice Presidente, se vengo qua cosa faccio? Ma guarda, non ti preoccupare, perché io penso che già quando ci si siede dall'altra parte della scrivania, altro che centro di ascolto, molte volte diventa anche un momento di condivisione della sofferenza di certe persone, perché ti raccontano anche i loro fatti personali, ti raccontano la loro situazione talvolta disastrosa e quindi anche sfogarsi, no? Poi magari la soluzione non riusciremo neanche a trovarla noi, però già quello sfogo si alzano e si dicono grazie che mi hai ascoltato, come ha detto Giovanna. Per cui io penso che poi dopo 10 anni fa, mi ricordo, lo cito perché io sono uno che quando si affeziona alle persone è l'ex presidente dell'Adiconsum, che è Walter Rigobon.
ebbe l'idea, no, l'intuizione di andarsi a mettere con l'ombrellone a Jesolo sotto un ombrellone a ricevere le persone in spiaggia. Ma dai, questo non lo sapevo. Sì, si chiamavano cos'è itineranti, cos'era Consumatori in piazza. Consumatori in piazza. Allora, io capisci l'importanza di quello che stiamo dicendo io e Giovanna in questo momento, cioè quando metti al centro la persona che ha bisogno, perché ti sposti tu, ma andava questo qua col camper, col coso, con l'ombrellone. E c'erano persone che andavano. Ma scherzi, ma c'era gente che andava là, cioè non si, magari sta a posto di farsi il bagno, sai che ascolto, sentivo. E quindi lui già ha fatto la prima opera, secondo me, proprio di, come si dice, di fidelizzazione, ma anche di fidelizzazione, perché la gente ha incominciato a conoscerci. Perché ti ripeto che è difficile farsi conoscere. Io ancora oggi trovo difficoltà nel nostro stesso ambiente, anche sindacale, dico di categoria, di farci riconoscere dai nostri stessi iscritti. Per cui questo, forse, Covid permettendomi, io sono fiducioso perché noi siamo resilienti, riusciremo anche a portarci anche verso la gente. Io penso che questa sia la mission che dovremo andare a dire in Regione Veneto qualche giorno, quando andremo a stipulare queste famose convenzioni. Ma la cosa, c'è il bello e il brutto, no? Passa il tempo, le cose si ripetono e ci sono anche nuove generazioni, nuove figure di politici, che magari invece non hanno vissuto adattivi certi periodi passati, per cui effettivamente è vero, non conoscono, non hanno consapevolezza di che cosa rappresentate, nuove famiglie che si formano che per fortuna loro non hanno avuto bisogno, ma anche a me è capitato di parlare con delle persone abbastanza giovani che erano incappate in situazioni un po' difficili, imbarazzanti finanziarie o erano state truffate. E io ho detto, ma scusa, vai in un'associazione consumatori e risolvi il problema. Due occhi barricati così, ma che cosa vuoi che facciano? No, quello manca proprio la conoscenza di tutte le possibilità, le opportunità che ti possono essere date e anche, secondo me, della forza che ci sta dietro, perché una diffida di carattere legale, poi voi siete anche dei legali, avete anche dei legali con cui collaborate, mandata da un'associazione di consumatori, deve avere un peso diverso rispetto a quella di qualsiasi altro tipo di professionista, dovrebbe avere, perché c'è una forza dietro di un'entità che ha un riconoscimento anche di un certo tipo istituzionale, no? Quindi bisogna recuperare, se si è perso nel tempo, poi c'è stato un momento in cui c'era in auge questo, bisogna recuperarlo, è importante. Allora, a suo tempo, scusami, l'ho fatto io questo ragionamento qui, quello proprio di farsi conoscere anche dalla controparte. No? E quando è capitato a me, ancora in anni passati, adesso toccherà a Giovanna, sentivo prima che parlava, il 10 devo andare a parlare con Vodafone, con i CEO, quelli là di Vodafone, eccetera, con i responsabili a livello nazionale, perché stiamo creando, no, delle relazioni che poi ci portano, ricreando relazioni che ci portano poi dopo a dare veramente una mano. Esatto, scusami, bisogna ricrearle, cioè, sì, c'erano magari prima chi era fatte, bisogna rifarle perché sono nuovi dirigenti, nuove figure. Sì, credo che però in parte, insomma, la responsabilità ce l'abbiamo anche noi del fatto che non siamo conosciuti così come dovremmo esserlo, probabilmente perché ci sono state, insomma, in passato, come si diceva prima, insomma, la presenza di diverse associazioni, di diverse realtà non hanno favorito molto probabilmente anche la crescita di una cultura relativamente, insomma, alla tutela del consumatore. Adesso in effetti il periodo è abbastanza favorevole per far sì che ci siano, insomma, delle alleanze che possono solo giovare all'intero mondo consumerista. Di fatto, insomma, abbiamo tutti il denominatore comune che è quello della tutela, della difesa, dell'informazione del consumatore, quindi tutti dovremmo spingere verso le stesse direzioni. Di fatto noi però, mentre prima eravamo esclusivamente impegnati all'assistenza e quindi alla risoluzione del problema, adesso, come si diceva anche in altre occasioni, stiamo lavorando in una sorta di attività più di informazione, quindi stiamo puntando di più dal punto di vista effettivamente culturale, però è un passaggio che non è facilissimo perché anche le persone che ci conoscono pensano di rivolgersi a noi solo nel momento stesso in cui hanno effettiva necessità, senza pensare che dietro alla possibilità di risolvere il problema ci sta un sacco di altro lavoro, che è quello appunto delle relazioni, che è quello delle contrattazioni, perché noi siamo comunque un agente di contrattazione collettiva che va a tutelare gli
interessi collettivi, però se poi non abbiamo alle spalle delle persone che sono per esempio la nostra base associativa, che possono sostenere le nostre battaglie, non solo dal punto di vista finanziario, ma quello è un altro discorso, ma anche dal punto di vista numerico, quindi della rappresentatività che un'associazione può avere per portare le istanze di più persone e per poter effettivamente dare una voce forte ai diritti e alle tutele delle persone. Tanto più in un periodo come questo in cui si formano nuove forme di diritti, nuove esigenze di tutele, in cui è sempre più fondamentale unire le forze, aumentare anche gli sforzi per studi e ricerche, perché è fondamentale anche quello accanto a tutto il resto. Quindi è una sorta insomma di attività che ci vede impegnati a 360 gradi, ma che sicuramente non potrebbe andare avanti senza il sostegno del cittadino, della persona che comunque in qualche modo vuole credere nell'associazione, nel fatto che comunque agisce per tutelare e difendere i diritti non solo tuoi, ma insomma anche delle altre persone. Esatto, questo è fondamentale. Siamo in chiusura, una battuta di chiusura, Sergio Taurino? Beh, allora per quanto riguarda... Un auspicio. L'auspicio è continuare, per quanto riguarda, adesso siamo presenti io e Giovanna, per le nostre associazioni, di continuare su questo solco, di continuare questo percorso, che è un percorso secondo me molto più difficoltoso, perché proprio come ha detto Giovanna non c'è solamente la difesa, ma c'è l'orientamento, c'è tutta la serie della formazione eccetera, ma continuare su questo percorso della sinergia. Io insisterò finché mi inviterete a parlare in qualsiasi sede, insisto sul fatto che quando ci sono risorse umane di qualità nelle nostre associazioni, e ci sono, adesso chiaramente ci siamo ridotti come numero di associazioni in regione, però a scapito della qualità, lo posso dire? Sì, lo posso dire perché adesso la qualità, ci vengono imposte veramente delle barriere sempre più alte, ogni anno si alza l'asticella per noi, per cui il Ministero giustamente, visto che dà i contributi, alza l'asticella della qualità, noi siamo disponibili a confrontarsi e il mio auspicio è che continui questa sinergia e che magari anche questo momento anche di conoscenza, noi vogliamo andare verso le persone, però anche, come dice Giovanna, le persone devono anche recepire questo messaggio, non si può essere sempre passivi di fronte a tutto, cioè ingoiare sempre tutto, bisogna essere protagonisti. Almeno per quanto mi riguarda, io tento di fare il massimo per questo tipo di lavoro e dico anche... c'è qua Giovanna, ma anche agli altri rappresentanti delle altre due associazioni, che dovremo incominciare a lavorare molto, ma molto di più su quelle che potranno essere i futuri partenariati. Cioè io vedo un'associazione dei consumatori rappresentativa e utile nel momento in cui diventa credibile, quindi l'accountability per me è la prima cosa. Per cui se tu sei credibile puoi anche avere qualche, diciamo, iscritto in più o in meno, però sei una persona di valore riconosciuto, quindi sicuramente le persone si rivolgeranno a noi e ci conosceranno meglio. Benissimo, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio entrambi e naturalmente voi telespettatori, vi lascio la pubblicità, poi dovete tornare naturalmente perché ci sono altre interviste, quindi a tra poco. Grazie ai presidenti di Federconsumatori e ADOC. Grazie. Grazie a voi tutti. Arrivederci.